Ma io vabbè, no, 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 non è possibile, non è possibile, non è possibile, non mi faccio capace perdere una partita così. Quando ho fatto un secondo tempo l'ha messa sotto la Lazio. È vero, il primo tempo la Lazio ci ha messo sotto a noi. Il risultato giusto era un pareggio, ma non si doveva perdere questa partita, e dai, ah. Con quello che si è creato nel secondo tempo il Napoli non meritava di perdere questa partita. Ma stiamo scherzando, un altro errore difensivo dell'altro portiere, non c'è Meret, c'è Ospina, è uguale, non cambia niente. La solita barzelletta, i soliti errori del Napoli, ma che cacchio voleva fare Ospina? Non ho capito. Voleva scartare Immobile, che Immobile è l'attaccante del suo... Cioè, che cazzo teneva in capo Ospina? Ma che c'aveva in testa? Bastava un semplice rinvio, bastava là. Io non lo so, c'è pure la sfortuna che ci viene con un palo di Zielinski, va bene, ah. È vero anche che la Lazio nel primo tempo poteva andare in vantaggio con un salvataggio sulla linea di Di Lorenzo, qualche altro tiro in porta. Diciamo nel primo tempo è stata meglio la Lazio, secondo tempo meglio noi. Appunto per quello che si era creato entrambe le squadre, molto equilibrata anche statisticamente, anche se il nostro Napoli ha avuto mi sembra il 59% di possesso palla, qualche tiro in più in porta, qualche parata in più l'ha avuto il nostro portiere Ospina, comunque 5 su 4, una cosa del genere. Partita molto equilibrata, era giusto il pareggio secondo me, giustissimo il pareggio, più che giusto, però questo è il calcio, e la sfortuna è dalla nostra parte. Oltre i risultati che mancano a questo Napoli, ci si mette pure la cacchia di sfortuna, gli errori nostri che regaliamo le partite, appunto. Prima dici 3 errori contro l'Inter, uno lo fai oggi con la Lazio e ti persa la partita che oggi un punto lo portavi a casa, un pareggio lo meritavi tutto di portartelo a casa, invece no, Ospina ci ha voluto regalare sto punto, regaliamoci altri punti, tanto noi siamo messi bene in classifica, no? Si va sempre più in giù, sempre più in giù, qua stiamo cadendo proprio nel profondo, stiamo sprofondando proprio. Cioè, non è servito a niente cambiare allenatore. Per quanto Gattuso possa spronare la squadra, perché nel primo tempo veramente il Napoli ha fatto fatica. E si è visto Gattuso come era ingazzato. E secondo me nel secondo tempo ha fatto un lavaggio di cervello ai giocatori. Sono entrati con la giusta cattiveria in campo, però cioè il pallone non voleva entrare, pure Insigne ha tirato, ci ha provato, il portiere della Lazio Stracoscia l'ha fatta e l'ha parata, ha fatto un paio di parate, quella su Insigne vado a pensare, quella, vabbè, un tiro di Allan sulla traversa, quello di Milik se non sbaglio, insomma ha fatto delle parate importanti, una quasi sulla traversa, un palo di Zielinski appunto, che vi vado a ripetere. Cioè, il Napoli ha avuto le opportunità nel secondo tempo, così come la Lazio nel primo tempo. Non ci sto, perché non ci sto, perché sta partita non si doveva perderla, non si doveva perderla. Ma come cazzo si fa? Ma che cazzo ti hai fumato, Spi? No, già miseria, ma Di Lorenzo è capitato là, quello che poteva fare ha fatto, ha cercato di rinviarla, è vero, l'ha rinviata nella porta, perché tanto non ci abbiamo nemmeno poche fortune, no? Magari poteva andare sul piede dell'esterno e andava in avanti, invece no, li doveva andare proprio, capito, sul piede volontaria e buttarla dentro, proprio doveva essere autorete, doveva, se no, capito, cioè, ci deve girare proprio tutta storta al Napoli la stagione, deve andare proprio tutta all'incontrario, non c'è niente da fare, a me è da che stanno a pregare veramente, perché è incredibile, quando non riusciamo a segnare, o quando prendiamo i pali, o quando il Napoli non c'è come prestazione. Oggi il Napoli invece la prestazione c'è stata, secondo me, ha fatto una grande partita il Napoli, secondo me, contro la Lazio. Primo tempo no, ma secondo tempo abbiamo visto un grande Napoli. Un grande Napoli che non meritava la sconfitta per come ha fatto il secondo tempo, perché l'abbiamo messi sotto da quando siamo entrati in campo nella ripresa. Mentre il primo tempo è stata la Lazio, appunto. Non ci sto, non ce la faccio per... Cioè, sto risultato è bugiardo, è bugiardo. Comunque, complimenti alla Lazio per la classifica, ma fa male, brucia perdere così, brucia tanto, ma veramente troppo.
Mannaggia alla spina, birra alla spina, una volta Meret e una volta Is, poi gli errori di Di Lorenzo, poi l'errore di Saia e Killar, poi un po' Manolas, oggi Manolas ha fatto una grande partita, così come Zelischi, Fabio Ruiz un pochino meglio dell'ultima partita, anche se deve migliorare tanto, perché non è Fabio Ruiz dell'inizio stagione. Allan mi è piaciuto, ha fatto una grande partita Allan, è uno dei migliori, secondo me. Insigne sì e no, perché non è stato proprio continuo, non mi è proprio piaciuto al 100%. Milik mi è piaciuto abbastanza pure Milik. Manolas, secondo me, Manolas, Zielinski sempre, Manolas, Zielinski e Allan, secondo me, i migliori. Poi Di Lorenzo, vabbè, ci si è messo quell'episodio sfortunato, è capitato sui piedi e ha fatto l'autoreto. Ospina è il peggiore perché ci ha fatto perdere la partita, che poi dice. Dall'altra parte, voglio Luis Alberto e Immobile migliori, come sempre. Anche Milinkovic Savic ha fatto una buona partita, il centrocampo della Lazio sappiamo tanta qualità, Lucas Leiva. Niente, voglio dire, come dice. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, sono tanto delusi amareggiati, non ce la faccio a vedere il Napoli in queste condizioni. Mettete tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoli all'87 e almeno iscrivetevi al canale, voglio. Fatemi giusto questa considerazione, cioè giusto questo regalo, perché sono deluso, cioè questa stagione non mi sta regalando niente, questo Napoli mi sta dando solo delusione, voglio, sono amareggiato, non ce la faccio più, voglio. Un saluto e un abbraccio da Napoli all'87 e forza Napoli sempre. Buona serata, voglio.